Si è chiusa in queste ore la terza settimana della sostenibilità. Andiamo in casa di Confindustria Veneto Est. Si è conclusa la terza edizione della settimana della sostenibilità di Confindustria Veneto Est, che dal 2002 stimola l'incontro e l'ascolto tra tutti i soggetti del territorio in un unico evento che si è rivelato un successo già dai primi numeri. E quest'anno direi che il risultato è veramente fortissimo perché abbiamo 4.500 iscritti, quindi abbiamo l'impresa da un lato con l'imprenditore, ma abbiamo anche il collaboratore, che è una cosa fondamentale, ma poi ci sono enti locali, ci sono sindaci, ci sono strutture pubbliche, ci sono università, ci sono scuole, quest'anno abbiamo le scuole superiori, quindi abbiamo ricercatori, abbiamo tutto un evento con le start-up, per cui mettiamo assieme veramente dei pareri assolutamente diversi proprio per far squadra e per tirar fuori delle regole comuni. Forte l'attenzione dell'evento inaugurale sul tema della governance, attraverso la quale la sostenibilità su più livelli può essere attuata e concreta. Io penso che ogni struttura aziendale o ogni struttura, anche politica e istituzionale devono avere delle competenze, deve avere un'organizzazione atta a portare avanti i singoli obiettivi. I singoli obiettivi portano un'organizzazione ad essere allineata agli obiettivi e questa organizzazione deve muoversi al passo con i tempi, quindi nel rispetto anche di quelli che sono il welfare aziendale e quindi il bilanciamento tra il mondo del lavoro e il mondo del tempo libero. 4 giorni in cui si sono susseguiti incontri e seminari, programmi di formazione, workshop e poi storie di successo, 47 in tutto gli eventi, sottolineato a più riprese il fondamentale rapporto tra l'industria e l'amministrazione pubblica. Noi stiamo lavorando con Confindustria da mesi, da anni, per dare a questo Veneto un'economia che sia sostenibile da tutti i punti di vista e siamo riusciti ad ottenere la ZLS, che è uno strumento straordinario di sviluppo sostenibile del territorio per la zona di Porto Marghera e del Polesine. Ho portato in giunta la settimana scorsa il disegno di legge sull'attrazione degli investimenti e questo è un DDL costruito proprio con Confindustria. C'è tutto il tema del piano energetico che anche lì abbiamo ovviamente tenuto conto delle imprese, perché noi immaginiamo un Veneto che sia sostenibile e da un punto di vista ambientale, ma che sia sostenibile anche da un punto di vista economico e sociale. Tra gli interlocutori chiamati a confronto anche il mondo accademico. La sostenibilità purtroppo è un mondo complesso e purtroppo oggi tanti se ne appropriano in chiave di mero greenwashing, di mero marketing. La regola base è interrogarsi nel profondo e chiedersi come faccio a essere credibile nei confronti di clienti, fornitori, dipendenti e della comunità. Per oggi parleremo e comunicheremo delle ricerche che abbiamo fatto e che dimostrano proprio questo, dove c'è trasparenza, dove c'è diversity nel board, dove ci sono donne, giovani e persone con provenienze diverse, l'azienda non solo guadagna di più, ma produce anche outcome, risultati per la comunità nettamente migliori e questo ci fa piacere condividerlo col mondo delle imprese.